alla volta, non si sa mai. Ci dobbiamo arrangiare, veramente buio, sembra notte. Oh. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Vi porterò in quello che è l'ex macello abbandonato di Padova. Nello specifico questo luogo si trova a Roncaiette. Faccio questa intro anche per spoilerarvi già che questa esplorazione è stata divisa in due parti. Questo perché il luogo da esplorare era davvero molto grande e allora ho preferito dividere le riprese in due. Comunque in questo video vi mostrerò quella che era la casa del proprietario del macello, che si trova appunto adiacente all'edificio vero e proprio. Esplorare questa casa è stato assolutamente interessante ma anche un po' spaventoso, vedrete, perché ho trovato qualcosa che effettivamente non mi aspettavo di trovare. Ok, quindi senza perdere altro tempo, via con l'esplorazione. Ok, siamo dentro la casa. Attenzione a dove si mettono i piedi. Che cacchio è quell'affare? E che cacchio è quell'affare? Un bancale, questo lo so. Continua l'esplorazione per le stanze della casa dell'ex macellaio. Beh, le piastrelle sono sopravvissute. Ben illuminata. Veramente adorabile una volta ristrutturata. Porta. Ok signori, siamo alle scale. Ok, uno alla volta, non si sa mai. Le scale sono fatte di legno. Allora, questa casa finora mi ricorda molto quella che ho esplorato, mi pare 2 video fa, prima della fabbrica, sì, esatto. Oh, luce! Messa un po' peggio, devo dire, ma credo che sia abbandonata anche da più tempo. Devo andare con cautela. Sento una voce che legge. Cordiali saluti. Cos'hai trovato? Una mail d'epoca? Boh, un'università degli studi di Trento però. 9 maggio 1995. Università degli studi di Trento, che fico. Boh, comunque dici, può essere abbandonato dal 95 questo posto? Visto il reperto che abbiamo appena trovato. Anche di più. La vasca da bagno! Raga, io adoro trovare queste cose. Allora, sì, come ho detto nello scorso video, i bagni possono essere solo in 2 possibili condizioni. La prima, tenuti perfettamente perché nessuno li tocca, la seconda dove si portano via tutto, tranne in genere la vasca. Hanno messo la moquette al primo piano, ma si può essere più pazzo. Fammela vedere subito! Ma che cosa che così? È vero, non ci avevo fatto caso, raga. È la prima volta che trovo avanzi di moquette. Guarda che roba. Cosa? Spider me è passato per di qua. Si sono arrampicati per farlo. Ah, boia! Anche questo l'avevamo notato all'idrovia, riescono a fare graffiti in posti inimmaginabili. Ragazzi, esplorazione dell'ultima parte della casa. Ciao. Ciao. C'è la frase più bella del mondo di là. Andiamo. Frase divertente? Sì! Foto! Ma nessuno riesce a leggere. Ci dobbiamo arrangiare, veramente buio, sembra notte qua. Ma purtroppo questo giro non ho la torcia. C'è un pallone. Ok. Oh, raga. Questa era la parte dove abitava il senza tetto. E là ci sono i suoi escrementi, il suo bong e cibi andati a mare. C'è anche il vomito della Larissa. Ciao Larissa. Ciao Larissa, se stai guardando questo video. Non stiamo parlando di te. Ok ragazzi, si sale di nuovo. Queste scale mi fanno ancora più paura di quelle di prima. Ah, dei jeans. Come fate a dire che è passato qualcuno molto recentemente? Oh, farmaci. Qua ci sono le scarpe, qua una volta c'erano gli escrementi del vagabondo che viveva qua. Qua, qua abita qualcuno, o abitava fino a pochissimo tempo fa, ragazzi. E qua ci lasciava il cibo, me lo ricordo. Quella vodka c'è sempre stata, un po' di accendini. C'erano anche delle cartine lunghe. Ah, eccolo il cibo. Ci sono le scatolette del cibo, è vero. Quella è merda, il cibo. Qualcuno si è sistemato qua per molto tempo. Nell'altra stanza non va tanto meglio, ragazzi, guardate. No, non ho fatto io. Siamo un po' di sepolti in casa, però. Ma là si prurita. Oh, raga. Anche qua. Sì, qua succedono cose. È inagibile, tra l'altro. Tra l'altro c'è un disegno là, l'hai mai visto? No. Guarda che bello. Quello non è della casa, secondo me. Fatto da qualcuno. No, Di recente.
Oh oh, c'è un buco nel soffitto molto misterioso, raga. Si vede il sottotetto. Spero che fin qui l'esplorazione vi sia piaciuta, grazie di essere arrivati fino alla fine del video. Ringrazio inoltre già i miei amici che mi hanno accompagnato e soprattutto Andrea che ci ha fatto da guida ed è stato lui infatti a raccontarmi dell'esistenza di questo luogo di cui io ero all'oscuro. La seconda parte dovrebbe uscire fra pochissimi giorni e spero che vi piacerà. Prevedo già che il video sarà un po' più lungo perché, come vi ho già accennato, il luogo era effettivamente molto grande. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate di questo luogo, se avete dei suggerimenti su nuovi luoghi da esplorare fatemeli sapere. E noi ci vediamo quindi alla seconda parte.